Su esoppe il palco e in malora noi i problemi li lasciamo fuori. E chi che ne vuol ben e a chi che ne vuol mal noi che cantemo evviva il nostro festival. Gina, c'è pronto il pranzo? Adesso se l'hai fatto prima. E questo è per me che cucinerò dopo tempo. Ah, tempo non te dà. Adesso ti prendi i panni e cammina qua a aiutarmi. Aspetta, quando finire per dare la partita. Oh no, cosa ti fate? Ti vedi Simone, aspetta nonna Gina che finisce di fare il pranzo. Aspetta, mosca l'erba cresce. Ciao nonna, cosa ti fate per dire a tua sorella e tuo letto su così diventa forti? Ah, per me? Chi se ne dice? No, è mio. Ma cosa fai Barufa? Mi hanno guardato il mio giocattolo e il giocattolo è mio. Non è vero. Oh, ascolta qua, dammi questa roba che mi sono costruito. E adesso cosa faremo noi? Ecco, vedete, chi troppo vuole non la stringe, adesso l'ha preso. Non è giusto. Adesso dice che mamma e papà arrivano presto nella lavoro. Mi mettere per preparare il tavolo? Guardate. No, finché loro le aiutano, posso io giocare con quello? Va bene, intanto come dici, tra due litigati il terzo gol. Rita, te cosa dico? A cavallo nato non si guarda in bocca. Go capì Claudio, ma una macchina nuova potessi anche comprare, con forbice e accorcio ogni volta c'è qualche problema. Sì, ma me lo regalerai quando ho fatto la patente. Io sono affezionato. Go capì Claudio, ma te ne ga 48, l'auto ga 30 anni. Anche te sono invece a te tecnici 25. Dovessi cambiare. Mai più che ti sento dire ste robe. Guarda che quando il mio re ritorno, il me urla ancora Dio. Guarda che coca. Sì, stara coca. Stara coca do craiuca. Ah, su, si fa una roba. Ma cosa sei messi te? Sai come dici, tra moglie e marito non sta a mettere il dito. Stai zitto, cosa nasce? Claudio non vuole cambiare auto, ogni giorno dobbiamo portarlo dal meccanico. Sono stufa, anche oggi tornando a casa la mega lascia via. E cosa vuol meno? Un po' di attività fisica non che fa male a nessuno. Sì, ma non te capevi di portare 10 kg di mele? Una mela al giorno toglie il medico di giorno. Immagina, 10 kg, te vivi ancora 100 anni. Papà, mamma ha ragione, l'auto se invece è brutto. Sì, proprio brutta. E in più un bruttissimo di qualcosa ancora di mamma. Anche voi se mettete. Ma guarda se te le volevi ti sai più, te volevi la bicicletta ed è spedala. Tutti a tavola, sei pronto? Scusate, potrò ancora dire, sempre così, prima di anziché fame e dopo i dormi. Dormi si tratta di dormire un po' di pesci. Ciao! Renzo! Ciao Andrea, ti resto fuori, vengo qui dopo. Mamma mia, ho detto Andrea, clicca sempre qua. Sì, perché è noioso. Poi io vengo qui da lui, ci sono gelosi. Noi, gelose, ma che cosa, scusa? Che vivono dico e voi noi, c'è sempre solo, voi due. Le sorelle non mi accompagnano, è vero. Ragazze, ricordate che chi trova un amico trova un tesoro. Sì, ma dobbiamo stare anche attenti.
senso, mamma, scusa? Guarda, per esempio io con il tuo papà. Ieri ho messo tutta l'infanzia finché non mi aveva mandato a sposarsi. Ma era me che potevo trovare più grande tesoro del mondo. Alla fine, guarda,